e matrimoni. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, oggi è giovedì, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054, questo giovedì forse ci regalerà un po' di sole e anche lo auguro davvero molto perché questo fine settimana si scatena l'essere alpino dell'Italia perché ci sarà la 92esima adunata degli alpini a Milano e poi con un importante evento che è quello dei 100 anni, no? dal 1919 ad oggi, era tra l'altro luglio a Milano, quindi proprio si ritorna alle origini. Parliamo della 92esima adunata degli alpini che si svolgerà a Milano venerdì, sabato e domenica e ci chiediamo ma sono ancora un valore, che cosa rappresentano per l'Italia. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi colui il quale farà arrivare il bel tempo perché ci pregherà dall'alto, Don Federico Lauretta. Allora, lei è cappellano della sezione ANA di Padova, giusto? Giusto. Bene, poi il piacere di avere in studio con noi Franco Munarini, presidente dell'ANA di Venezia. Buongiorno. Lei è in fuga, vero? Finito qua se ne va subito Sì, per sì, andare a Milano a controllare. E il piacere di avere in studio con noi Antonio Maritan, direttore di Naia Scarpona, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi il numero degli alpini, solo per ricordare alcuni dati, conta 11.000 soldati, 350.000 iscritti all'ANA e pensate, hanno raccolto solo nel 2018 6,23 milioni di euro che sono andati in beneficenza. Allora ci stiamo chiedendo che valore ha l'essere alpino, che cosa rappresentano ancora per la nostra Italia. Don Federico Lauretta, intanto avete tutti il cappello, manca anche a me, dovrete fare ad onorem perché non ce l'ho. Che cosa rappresenta? Perché magari anche qualche ragazzo giovane magari la vede qualche volta col cappello, cosa gli spiega? Che valore è l'essere alpino, l'essere stato alpino, l'essere sempre alpino? Beh, credo che la cosa che contraddistingue gli alpini è lo spirito di corpo che ha sempre contraddistinto questo corpo, appunto ci chiamiamo il corpo degli alpini, ed è uno spirito che porta alla solidarietà, anche perché gli alpini nascono in ambiente montano, dove le situazioni non erano sempre le più facili, le più agevoli e quindi questo aspetto della solidarietà, del condividere per affrontare appunto dei disagi che erano disagi molte volte legati al territorio che non era un territorio facile, quello della montagna. E quindi credo che l'aspetto più importante del portare questo cappello sia proprio quello di esprimere sempre questa dimensione di corpo, di solidarietà, di coesione e di unione, soprattutto ecco, in favore delle persone che si trovano più in difficoltà. Allora, questo è 049 49 06 054, che cosa pensate degli alpini, di che valore rappresentano per noi che siamo italiani e pensate anche al bene che viene fatto perché poi quando passa c'è l'adunata degli alpini poi la città cambia perché la città si trova con, chiamiamolo così, dei regali, delle migliorie che poi restano nel tempo. Penso personalmente a Padova, al parco proprio degli alpini che è nato nel 98 e volevo venire a Franco Munarini, a parte quest'anno un po' di tristezza perché manca Iroso, vero? Ha detto vi saluto, va avanti lui. 40 anni ben portati. Perché poi la vita dell'alpino, la storia Sì, appunto sì. del mulo si interpreta perché ha 130 anni questa relazione, Sì. perché sono tosti anche loro come animali. E la testimonianza del dispiacere che abbiamo avuto quando sono stati tolti dal servizio è stata proprio quella di averli salvati in gran numero, Iroso uno di quelli, insieme con altre sezioni ne hanno salvati e la manifestazione proprio di questo dispiacere è stata proprio questa adozione anche onerosa, perché non sono costati poco quella volta. Però insomma, adesso è stato questo, ho capito che viene portato questo zoccolo 212, vorrei ricordarlo insomma, perché rappresenta L'abbiamo comunque, sentito, sì, lo vedremo. Lo vedremo. Sì, Allora, sì. 100 anni di coraggio e impegno, solidarietà, laboriosità, sobrietà,
Sono questi valori, il soccorso civile, l'impegno verso il prossimo. Sì, testimonianza di tutti questi valori è un po' il nostro impegno quotidiano. E ci viene, come si usava dire, ci devo dire ancora adesso, dal DNA, ci viene dal nostro carattere, dalla nostra forma mentale. Credo che in Italia abbiano fatto l'alpino qualche milione di persone. Quelli che sono nell'ANA sono quelli che sentono in maggior misura questo bisogno di essere presenti. Allora, chiaramente poi tutti quanti voi presenti, partecipate, siete impegnati anche nei confronti dei ragazzi, si va nelle scuole, si spiega che cos'è il valore dell'essere alpino, perché poi si lega tantissimo non solo al fatto di rappresentare l'Italia, ma anche proprio alla nostra storia, perché è la prima guerra mondiale. E cosa vi chiedono ad esempio i ragazzini che quando vi incontrano? A parte incuriositi sicuramente dal cappello, perché non c'è cappello nelle forze militari che assomiglia a questo. Io ho un'esperienza limitata, forse a Padova. Ma cosa vi chiede? Sono annichiliti. Ma va? Sì, le domande sono sempre abbastanza rare, ma ci guardano con gli occhi spalancati. E questo ci fa molto piacere perché per quell'oretta con cui siamo insieme riusciamo a travasare nelle loro menti qualcosa che li lascia un po', perché non sono abituati a vedere cose di questo tipo. Cioè non sono più abituati a vedere persone che stanno magari a contatto sì, anche con sì, la natura, sì, voglio dire, o comunque che abbiano questo impegno, questo manifestarsi al prossimo senza, voglio dire, avere un tornaconto. Senza avere un tornaconto, è una cosa che mi è rimasta un po' così. Ti guardano, sono felici che sei là e poi magari le maestre o le professoresse aiutano a far uscire qualche domanda. Però si vede che manca qualcosa. Manca qualcosa, quindi manca qualcosa nella scuola, noi genitori. Per quello che ho visto la scuola fa molto di più di quello che si pensi, perché abbiamo trovato maestre estremamente disponibili, professoresse disponibili che sanno portare avanti determinate cose anche se non sono nel programma. E gli si va a dare una mano molto volentieri. E questo diventa importante perché perlomeno che si abbia un po' l'idea di chi ha aiutato la nostra nazione e di che cosa facciano oggi gli alpini, che cosa fa l'ANA in Italia. Allora, perché mi piace molto Naia Scarpona, Antonio Maritan, che cos'è Naia Scarpona? Naia Scarpona è il nostro periodico della sezione di Padova, esce 4 volte all'anno, facciamo 3.500 copie al numero, e riporta, oltre che la vita della sezione e dei gruppi, le riflessioni, tutto ciò che riguarda il mondo alpino. Diciamo, cerchiamo di essere molto obiettivi, soprattutto quando si toccano certi argomenti, cerchiamo di essere apolitici come dice il nostro statuto, va bene, apartitici come dice il nostro statuto, e naturalmente il nostro periodico, oltre che ai soci alpini e agli amici, va praticamente a tutti i sindaci della provincia di Padova e Rovigo, nella stragrande maggioranza delle scuole e delle istituzioni con le quali siamo collegati. Ecco, quindi anche lei che non va nelle scuole, i bambini, perché lui ci ha detto, io rimango, dice il presidente dell'ANA di Venezia, dice io rimango, guarda il mio collega della regia che è bravo, che è subito sul pezzo, e dice rimango un po' basito perché mi guardano un po' come se lei venisse da Marte, dalla Luna, e questi dice è arrivato il marziano. Anche stanno scorrendo appunto alcune immagini che parlano dei nostri interventi a scuola. Fra l'altro questo filmato è stato fatto da alcuni insegnanti, non da noi, dove noi ci rechiamo più volte nel corso dell'anno, va bene, e hanno raccolto vari momenti di questi interventi sia a scuola sia presso le nostre sedi e ci hanno regalato questo filmato che è una cosa simpatica fatta dagli insegnanti e dai bambini. Noi abbiamo circa una trentina di proposte, di lezioni, fra virgolette, che proponiamo agli insegnanti. Loro ci chiedono, spaziamo quindi sia dalla storia degli alpini o prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, che sono le cose più richieste dalle medie. Poi invece alle elementari abbiamo la storia del tricolore, le amministrazioni locali, la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica, la montagna, va bene, che comprende un po' tutto quanto l'aspetto della montagna. Naturalmente c'è sempre anche riferimento agli alpini, insomma, ecco,
Quindi sono cose che agli insegnanti interessano, perché parliamo di educazione civica, Che parliamo poi di rispetto quest'anno per secondo me l'ambiente. sarete gettonatissimi da settembre, visto che hanno introdotto l'educazione civica. Adesso che è Anzi, vi stata vedo piazzati e vincenti, ecco. adesso che è stata reintrodotta senz'altro sì, però lo stesso perché guardi, in provincia di Padova raggiungiamo circa sui 3-4 mila alunni nel corso di un anno scolastico. Gli accompagnamenti che facciamo nelle zone tipo il Montello, tipo Montegrappa, tipo Cengio, eccetera, alla fine dell'anno sono sempre più di 50-60 accompagnamenti che facciamo, quindi è un'attività che ci prende parecchio, che prende parecchio il centro studi. Cioè voi li della nostra accompagnate sezione. dove? Come Noi vediamo? Come stiamo vedendo? facciamo, qua sono in una nostra sede, va bene, dove passano, alcuni vengono dalla mattina alla sera, altri vengono solamente la mattina, eccetera. La passiamo durante le lezioni in classe, stiamo parlando della montagna, quindi portiamo una tenda, portiamo il caschetto, portiamo tutte quante le cose che di solito si usano in montagna. Invece come accompagnamenti abbiamo delle mete prefissate tipo Monte Cengio, Asiago, sì, poi col suo altopiano, eccetera, oppure le trincee di Colcampeggia che sono sul Grappa e Cima Grappa con tutto quello che c'è là, oppure i Sacrari del Montello. Siamo stati anche con delle medie al Museo del Tricolore di Reggio Emilia. Insomma, vi che è una impegnate cosa... parecchio. Sì, sì, è un impegno. Solo anche che sentivo grosso, anche lei insomma, che rognava per questo meteo, allora dice, no Lauretta, faccia qualcosa perché parli con suo superiore che vabbè tutto. Sì. Vabbè, allora 049 49 06054, stiamo parlando della 92esima adunata degli alpini che inizia domani, ma per loro è già iniziata, anzi è sempre adunata, e ci chiediamo se secondo voi rappresentano ancora un valore, che significato ha per voi vedere sventolare il tricolore, questa penna nera da questo cappello. Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 49 06054. Se volete intervenire, volete dare anche insomma la vostra opinione sugli alpini, secondo voi che valore rappresentano nella nostra Italia, nell'Italia del 2019. Don Federico Lauretta, senta, gli alpini hanno anche tanti motti, le adunate. Lei quante adunate ha fatto? Quella di Milano inizia domani in maniera prepotente, abbiamo sentito numeri davvero forti. Lei quando vede un'adunata, quando ha partecipato a tante adunate, qual è l'emozione? Beh, diciamo, la prima adunata che ho fatto è stata l'anno dopo il congedo, che era a Treviso, e quindi lì è stata un'emozione particolare perché comunque eri appena congedato, quindi ancora uscivi dal clima, ecco, del servizio di leva, e quindi ti sentivi ancora profondamente alpino. Dopo mi è capitato il primo anno che sono entrato in monastero Santa Giustina, c'è stata la famosa adunata a Padova, 98. E giravo in monastero col cappello alpino e quindi era un po' anche pittoresco, e quindi anche quella è stata un'esperienza un po' particolare. Però l'ha tenuta, vedo, no? Sì. Questo un po' di anni. Poi ho partecipato invece soltanto a un po' alle ultime, quando sono stato più direttamente coinvolto, anche perché c'è un bellissimo aneddoto che mi piace raccontare. Io ho fatto per diverse volte un po' anche il cappellano militare per altri corpi, ed ero stato invitato alla festa della polizia al Palazzo della Ragione, e mi vedo arrivare gli alpini, sezione di Padova. Io vengo da Feltre, ho sempre pensato che al di là del territorio montano, massimo pedemontano, gli alpini non sapessero neanche cosa fossero. E durante l'intervallo mi sono avvicinato, c'erano lì due della sezione, sconvolto, faccio: ma che sei gli alpini a Padova? Questi mi hanno guardato come se avessi detto un'eresia. Mi hanno subito iscritto, perché guarda, ho fatto l'alpino anch'io, mi hanno subito iscritto e mi hanno coinvolto, e quindi... E ha scoperto che c'è anche pure Naia Scarpone, c'è Naia ha scoperto Scarpone. tutto. Lo ha perdonato, direttore Martoni? Guardi, ci sono anche i suoi articoli. Ah, qui avete anche letto. Ecco. Adesso, capito di questa è meglio di Caramba che sorpresa, ho capito. No, io. Sì, proprio... ovviamente coinvolgendomi... Quindi partecipa di più all'iniziativa, però ha sempre in mano un'emozione, perché sì, vedo sì, che beh, certo, è certo. forte.
beh sì, insomma, per uno che ha prestato servizio militare negli Alpini, l'essere alpino, un alpino non va in pensione, un alpino è per sempre. C'era una volta, avevamo proprio il motto, una volta l'alpino è per sempre. Io sapevo che di qui non si passa, quando lo dice ai suoi studenti. Sì, anche quello. Maestrac. E poi c'è il vecchio, no? Il vecchio, il boccia. È così, 049 4906 054. Pronto, buongiorno, il boccia. Buongiorno. È un boccia lei? No. Io so abbastanza, sì, sempre nel cuore. Eccoci qui. Io volevo fare un saluto agli amici alpini. Io non potrò esserci a Milano, però vi seguirò nelle vostre dirette che ci aiutano sempre a vedere queste cose bellissime che riempiono il cuore, ecco. E volevo fare un ricordo di padre Enzo Poiana, che anche lui era il rettore della Basilica del Santo, ed era anche lui un alpino e adesso ci guarda dall'alto, è andato avanti anche lui. È andato avanti con Iroso, sono lì insieme, due storici della... Sì, è stato il mio predecessore. Grazie mille. 049 4906 054, siamo qua a disposizione se volete anche solo appunto fare un saluto, dire la vostra opinione, qui siamo a braccia aperte e che ricordarvi sempre appunto che Antenna 3 non so, è proprio un connubio indissolubile, sì, perché segue tutte le dirette, segue tutte le adunate, è sempre molto molto presente con gli alpini e sì, ricordiamo anche padre Enzo Poiana che sì, è stato il mio predecessore come cappellano della sezione, quindi ho questa importante eredità, però insomma c'è anche lo spirito di frate Enzo che ci aiuta e mi aiuta, ecco, in questo compito importante, oneri ed onori. È sempre nel nostro cuore. 049 4906 054. Allora, voi siete a casa, io sono qua in studio, ho dovuto un po' anche documentarmi su questa storia della penna, perché ci sono penne più scure e penne un po' più chiare, c'è 3 tipi di penne, giusto? Sì. Allora, lo diciamo dopo la telefonata, io ho capito, corvo, aquila e oca. Sì. Giusto? Vabbè, dopo la spieghiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno, Alpino, è un boccia. Alpino mame. Allora dico, no? Ma perché gli alpini sono sempre in giro a far volontariato? E perché volontariato di qua e di là, sono tutti belli presenti, sono tutti senza nessun screzio, senza nessun... E perché non sono in Parlamento? Perché non sono in Parlamento che farebbero le cose bene, veloci e come si dice, tutto e subito. Ma è possibile che non si riesca a entrare in Parlamento? Non lo so, io non riesco a capire perché questo no. Signor Franco, ma lo sa che potrebbe aver lanciato uno slogan, un alpino in Parlamento? Qualche politico in ascolto potrebbe pure pensare... Ci sono entrati. Forse già oggi è troppo tardi, cioè non è mai troppo tardi, però insomma... Con queste europee si potrebbe inserire qualche alpino, no? Ma guardi, non credo. Pieni di vin, ma non so, dai. Allora, lei non ho capito, lei è stato vecchio, boccia, cosa è stato? Ormai sono vecchio da buttare. No. Vabbè, allora, signor Franco, noi la ringraziamo. 049 4906 054 e Munarini, non so se l'abbia detto in silenzio, c'è stato qualche alpino che è entrato in Parlamento. Ci sono stati alpini in Parlamento e anche significativi, anche presidenti del Senato, sì, sono anche attivi nell'associazione, però quando sono nell'esercizio delle loro funzioni ovviamente cambia tutto, è più difficile, è anche comprensibile. Veramente, quello che ha detto il signor Franco da Udine è proprio quello che succede, cioè adunata, arrivano gli alpini come appunto domani a Milano, 92esima donata, e gli alpini poi costruiscono, fanno in quei 3 giorni, anche prima, cioè lasciano un'impronta nella città. Perché? Perché fate così? Perché è importante, poi ti resta sempre qualcosa. Perché vogliamo essere degni delle glorie dei nostri avi. Forse sarà una frase fatta, però tutti gli alpini che sono alpini adesso, che l'hanno fatto da poco, che sono nell'associazione, che sono impegnati, lo fanno per tenere alto
questa tradizione che ci vuole essere pratici, che ci vuole essere positivi. Anche perché in montagna. Perché in montagna attento, pratico, bisogna essere così. Bisogna essere 10 passi avanti. Bisogna sennò... essere così. E poi c'è sempre la cordata che insegna tanto. La cordata che insegna tanto e l'esempio delle persone che ci stanno vicino. Allora, io mi sono segnata col fiocchetto la penna, però ho un'altra telefonata. Qualcuno mi spiega questa storia delle penne. Guarda quante penne. Che cadunata sarà questa? Vediamo, poi magari me lo diranno i colleghi della regia. Di Bolzano 2012. Guarda, pare neanche di sto periodo. Questa è la visto sezione tutto di Padova. Sezione di Padova. Che sta passando. Pensa un po'. E allora, prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti alpini, io mi chiamo Michela, chiamo da Annone Veneto, nel Veneto orientale. Dica tutto. Io, quando ero più giovane, mi arrabbiavo quando sentivo portare verso gli alpini una serie di ridicolaggini e di sequele tipo gli alpini ubriaconi, gli alpini zoticoni, eccetera. Chiedo come mai tutto questo, forse perché erano identificati come gli alpini veneti, triveneti. E poi un'altra considerazione, una curiosità, dicono di essere apartitici e apolitici gli alpini. Cosa votano quando vanno a votare? Ma se non lo può, ma lei, cioè la giocatrice, mi ha messo sul mazzo una carta un po'. No, non diciamo niente perché poi c'è la par condicio, poi arriva l'ordine dei giornalisti. No, non è che diciamo allora per carità. Allora, siccome il diritto al voto votano tutti, 049 49 06 054, prima la penna, poi mi rispondo sulla questione che l'alpino, come ha detto la signora, il fatto dell'ubriaco, cioè, c'era questa mala interpretazione. Sta penna, allora, due nere e una marroncina, aquila, corvo? Allora le penne possono essere di aquila o di corvo, indipendentemente che siano marroni o nere, perché si tingono anche le penne. Diciamo che nel passato la penna di corvo era della truppa, va bene, e la penna d'aquila degli ufficiali. Gli ufficiali superiori portavano e portano ancora oggi la penna bianca che è di oca, va bene. Adesso comunque la maggioranza degli alpini portano penna d'aquila. Le penne d'aquila sono flessibili, si rompono meno, resistono meglio con gli interpelli, mentre invece la penna di corvo è rigida. Ma voi volete bene, vero, dagli ambientalisti? Ecco, questa è d'aquila, quindi noi non abbiamo, ci mancherebbe, sarebbero gli ambientalisti che dovrebbero voler bene a noi con tutto quello che facciamo per l'ambiente, quindi voglio dire, anche questo è un aspetto della nostra associazione. Ecco, prima volevo la signora che diceva come quasi tutte le associazioni, va bene, il fatto di essere apartitici è nello statuto, perché nel momento in cui indossi un cappello alpino non puoi andare a una manifestazione politica, cioè fare queste cose qua. Nel momento in cui uno indossa un cappello alpino fa parte dell'Associazione Nazionale Alpini e quindi deve rispettare lo statuto dell'Associazione Nazionale Alpini. Ogni alpino è anche un cittadino. Certo e ogni alpino voterà per chi ritiene opportuno. Anche perché per aver esercitato, su essere stato alpino, è chiaro che devi essere cittadino italiano, hai fatto la naia. Certamente, chiaramente, insomma, quindi l'importante è che l'associazione sia al di fuori di giochi politici o di cose di questo genere. Che non venga sfruttata, che non venga utilizzata assolutamente, a fini elettorali. questo qua assolutamente. C'è anche una grande cura da parte della sede nazionale, del Consiglio nazionale, delle varie sezioni, nel mantenere fuori da questo discorso la nostra attività, perché si fa presto a rovinare e a dividere un popolo che, come vogliamo che sia noi, è un popolo molto unito, il popolo degli alpini. Si fa prestissimo. È il nostro interesse mantenere la politica fuori da queste cose. La politica c'è, sicuramente c'è, ma cerchiamo con tutte le nostre forze, di tirarle fuori perché non diventi un elemento divisivo. Quella brigata di destra, l'altra brigata di sinistra, sono rimaste solo due. Ma no. Purtroppo. Questo è lo spirito, dopo ovviamente. E il fatto che la signora che diceva che c'è stata questa identificazione nel passato, forse perché l'alpino era più veneto, no, perché gli alpini ce n'erano da tutta Italia, non diciamo è una questione. Se posso, certo. Diciamo che degli alpini si ricordano magari di più i momenti di allegria e i momenti conviviali.
Gli altri momenti che sono molto più seri, va bene, magari li teniamo un po' nascosti anche noi, cominciando dal discorso della solidarietà, anche se adesso la nostra associazione con il libro verde, certo, va bene, abbiamo detto quanto avete raccolto l'anno scorso, una cifra sì, paurosa, 6,23 milioni di euro che sono andate in beneficenza. Noi abbiamo un detto che dice che gli alpini hanno versato molto più sangue che bevuto vino. Anche questa è una cosa, insomma, ecco, il fatto che gli alpini bevano o cose del genere è una cosa del passato, si diceva una volta, forse per evidenziare il loro folklore, ma non è senz'altro di adesso. Quando noi facciamo una dunata, nella città dove andiamo si comincia mesi prima e ci sono le unità di protezione civile che fanno subito delle opere a favore della città, va bene, gratuitamente. Poi, nella giornata del sabato vengono consegnate a 2 o 3 associazioni di particolare importanza, di volontariato di particolare importanza della città, vengono consegnate delle somme considerevoli che vengono dalla nostra associazione nazionale, insomma, quindi prima di tutto questo. Il sabato, il venerdì, le cerimonie che ci vedono impegnati, ci vedono davanti ai monumenti ai caduti, ci vedono dove c'è stato bisogno, ecco benissimo anche Asiago, eccetera, va bene. Alla domenica poi c'è la giornata della sfilata, la giornata che raccoglie tutti gli alpini che sfilano insieme, però c'è molto prima. E c'è anche l'allegria, non è che vogliamo, anzi siamo caratterizzati per questo, anche per questo aspetto, va bene. Il fatto di ritrovarsi con i propri commilitoni è una cosa bella. Io conosco degli altri amici che hanno fatto il militare in altri corpi. Una volta mi hanno fatto questa osservazione: ah, perché tu hai fatto l'alpino, pensate di essere i migliori. Non siamo né migliori né peggiori degli altri. Nessuno impedisce a chi ha fatto il servizio militare di ritrovarsi, di avere una sezione, un gruppo, una sede, avete una fratellanza eccetera, più eccetera. forte. Però è chiaro che se uno va in montagna riceve qualcosa dalla montagna. La montagna è sacrificio, la montagna si fa fatica. Quando hai fatto 15 mesi o 2 anni, 1 anno, quello che era in montagna, va bene, torni a casa con uno spirito diverso. In montagna niente è facile, tutto si deve conquistare, e questo lo dico anche per le popolazioni che abitano in montagna, devono conquistarsi tutto quanto, perché la montagna è un ambiente difficile, e questo chiaramente è quello che noi portiamo poi sul nostro zaino. E quindi si crea più ovviamente una fratellanza, pure sorellanza adesso per sì, le certamente, alpine, più di 1000 alpine. Sì. Io vado in pubblicità, 049 49 06 054, poi vi dico quel controvalore di 6,23 milioni di euro a che cosa corrisponde in ore di lavoro in controvalore reale. A dopo. Manoni. Su questa 92esima adunata degli alpini che Antena 3 come sempre seguirà in maniera appassionata, e diteci che valore ha per voi il fatto di vedere sventolare il tricolore in una città, insomma, come quella di Milano, o di vedere anche qua solo in studio queste penne nere che rappresentano la storia, l'orgoglio, il passato, il presente di un corpo davvero importante e glorioso. Don Federico Lauretta, allora prima vi voglio ricordare, abbiamo detto che l'anno scorso il Libro Verde della Solidarietà ha portato 6,23 milioni di euro destinati alla beneficenza e, pensate, 2,62 milioni di ore di lavoro per un controvalore di 71 milioni di euro, cioè questo lavoro che hanno fatto gli alpini in maniera totalmente gratuita, che ha portato poi alla consegna, quindi una cifra molto importante, pensate, voglio ricordarvi, sarebbe stato un controvalore di 71 milioni di euro che non è costato nulla se no il sudore e la fatica di tutte le penne nere che hanno aderito. Don Federico Lauretta, cosa vuol dire essere cappellano della sezione nazionale degli alpini? Cioè, cosa fa? Li va a confessare? No, glielo chiedo io. Innanzitutto li ascolta, li va a confessare, li sposa. Cosa fa? Sì, diciamo che innanzitutto è l'essere alpino con gli alpini, ecco, quindi è appartenere al corpo e appartenere in modo speciale all'associazione nazionale, nel mio caso alla sezione di Padova. È una vicinanza che dai nel tuo ruolo di religioso, di sacerdote, ma soprattutto di alpino, è sempre un servizio. Ecco, il mio servizio all'interno dell'associazione è quello di mettere a disposizione la mia persona, il mio ruolo, per stare vicino a tutti i miei fratelli alpini,
quindi ascolto, ma anche appunto la celebrazione come ho fatto sabato, insomma è stato bello celebrare il matrimonio di un alpino con un'alpina, non è il primo, anche vicino alle loro famiglie, vicino ai gruppi. Ma la sposa aveva la penna? La sposa aveva la penna, sì, anche lo sposo, chiaramente. Sì, tutti e due, bellissimi. Ma poi anche la vicinanza ai gruppi, quando hanno le loro cerimonie o di ricordo, di fondazione, le due feste, chiamiamole la festa sezionale al Monte della Madonna, sempre la prima, e quindi qualche volta faccio un po' fatica perché coincide con la vicinanza con la festa di Santa Giustina, e quindi come anche parco di Santa Giustina faccio un po' fatica. Però la festa di San Maurizio, che è il nostro patrono, il patrono degli alpini. Che giorno è San Maurizio? Sarebbe il 22 di settembre, quindi si fa la domenica più vicino alla data del 22 settembre. Allora, il mio collega della regia ha mandato delle immagini di Treviso e poi penso, cosa c'era? Vicenza anche? Sempre Treviso, no, perché non ho guardato. Allora, sempre Treviso. Le nostre esclusive, guarda te, Antenna 3 esclusive di Antenna 3, e poi mi ha fatto piacere vedere che c'erano dei bambini che si fermavano con le mamme per farsi le foto con gli alpini, molto bello da vedere, grazie. Allora, c'è una telefonata 049 49 06 054, pronto, buongiorno? Pronto? C'è un boccia, una boccia, un boccia, la moglie di un alpino. Pronto, buongiorno? Pronto? Ci sente? Signora, signore? Ci sente? Ma era un po' incerto. Vabbè, dopo casomai ci richiama. 049 49 06 054. Ma la moglie di un alpino è alpino dentro o è... cioè, no, lei non glielo posso chiedere, non lo posso chiaro, però la moglie di un alpino? È tanto paziente. È tanto paziente. Cioè, cosa, quando litigate ti stacco la penna dal cappello, cosa dice? Beh, ognuno parla per esperienze personali. Io che sono impegnatissimo, se non avessi una moglie che mi dà retta, che mi dà una mano, che mi sostiene, sicuramente non potrei fare tutto quello che faccio. Ci sono, noi vediamo anche nelle nostre sedi le mogli che collaborano, in alcune sedi le chiamano addirittura stelle alpine, tanto per dargli un nome, no? E ci danno una mano per le nostre attività. E sicuramente sono la costola giusta. Dovete anche stare attenti. Abbiamo visto che dal Veneto potrebbero partiranno 180-100.000 alpini, 100.000 più o meno? Più o meno, sì. Da Venezia avete un'idea? No, da Venezia saremo 150, se arriviamo a 150 quest'anno siamo tanti. È un po' una donata un po' diversa dalle altre perché ci sono tanti che andranno col treno, andranno in maniera autonoma e quindi non abbiamo il polso della... Però lo vedrete a Milano. Lo vedremo a Milano. A Milano ci sarà la cartina di tornasole per capire quanti partecipano, perché 500.000 tra, diciamo, iscritti all'ANA, amici, comunque, amici, le persone che ci accompagnano. Il gioco duro veramente delle alpini potrebbe essere anche 400.000 più 100.000 accompagnatori. Delle volte sono stati dati questi numeri dopo che sfilano realmente, no? Saranno 70.000, 80.000, perché quelli vengono contati. Le penne nere contate, 80.000. Vengono contati per avere la sensazione della quantità delle persone, quindi 11 ore di sfilata contata fila per fila darà il numero esatto di quelli che sfilano, non di quelli che partecipano anche dall'esterno. Beh, comunque è sempre un'emozione vedere poi anche chi ha la possibilità di vedere anche dall'alto questo corridoio, verde, nero, è veramente molto bello. Poi dopo magari se c'è la medaglia di quest'anno, il manifesto, che lo trovo molto bello. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo salutarvi. E di ringraziarvi per le emozioni che ho provato quando sono andata delle radunate, perché mio cognato da Bergamo era alpino, allora è venuto a Treviso, Bassano, Udine, Padova, e tutte le emozioni che danno. Cos'è che la emoziona, signora? Cos'è che la emoziona di più quando li osserva? Ma tutto il contesto, hanno qualcosa in più. Poi anche tutte le cose, strutture che prendono in mano iniziano e finiscono. E sono solo gli alpini che fanno queste cose.
Sento anche E niente, sono emozionata. Signora, sentiamo che è emozionata. Vai, ci fa emozionare anche noi che siamo qua in studio, perché questa è l'Italia bella, quella l'Italia vera, quella che ti dà. Buongiorno. Grazie signore. Tra l'altro mi diceva grazie ancora. Allora seguirà su Antenne, se non riesce ad andare a Milano, vede un po' di Antenne 3, guardate che meraviglia questo manifesto che è stato fatto tra l'altro da un associato ANA, e poi c'è anche la medaglia, e ci seguirà Antenne 3, così seguirà con gioia, vero? Anzi, lo dica subito anche ai suoi fedeli, se non riuscite ad andare a Milano sintonizzatevi sul 13. Messo in bollettino parrocchiale. Ha messo un bollettino parrocchiale. Queste sono cose sacre e benedette, il bollettino parrocchiale. Tornando all'emozione della signora. Erano le immagini di Asti, mi dice il collega della regia, che abbiamo visto prima, e questa invece è la medaglia. Il manifesto lo trovo molto molto bello, molto anche significativo proprio della città. E lei cosa ci dice, Presidente? Sì, l'emozione della signora è anche la mia emozione. Siamo un'associazione di padri di famiglia. Questa è la definizione vera. Un'associazione di padri di famiglia. Poi insomma, voglio dire, sentire anche un telespettatore, una telespettatrice così tanto emozionata nel parlare di alpini, ti riempie il cuore, ti riempie la giornata, perché ti fa sentire davvero che stai facendo, no? Ci sei. Ma anche il Presidente è emozionato qua in studio con noi, tutti emozionati. Noi andiamo in pubblicità. 049 4906 054. Se volete chiamarci, esprimere la gioia, l'emozione, fare delle domande, delle curiosità, ci siamo qui con gli alpini. Boccia, Vecchio ormai? Boccia, Vecchio, medio. Boccia, medio, insomma, con i nostri Boccia, con il nostro Vecchio. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054, perché oggi, questo giovedì, abbiamo deciso di fare questa trasmissione proprio perché domani partono tutti, anzi il Presidente è già in fuga, cioè praticamente, come direbbero i moderni, lei è un avatar di se stesso. Sono un avatar. Lei è un avatar di se stesso e siamo ancora un po' emozionati dalla telefonata. Se volete esprimere il vostro punto di vista, raccontarci la vostra emozione, siamo sempre qui a disposizione. Poi durante la pubblicità si parlava proprio del bene, guardate i cani da soccorso, il bene che fanno gli alpini, si parlava delle zone terremotate, è vero Antonio Maritan? Voi vi recate, aiutate, fate, avete tanta buona volontà ed è un lavoraccio. È un lavoraccio soprattutto dal punto di vista burocratico. Quando succedono queste disgrazie a livello nazionale, l'ANA nazionale, la nostra sede di Milano, raccoglie i contributi che tutte le sezioni mandano, e si parla di qualche milione di euro che vengono donati all'ANA. L'ANA con questi soldi costruisce delle opere. All'Aquila c'è stato anche il villaggio di Fossa con 33 casette, più la chiesa, più la sede dell'ANA. Dopo il 2016, col terremoto anche delle Marche, va bene, 3 settimane fa abbiamo inaugurato all'Arquata del Tronto una struttura polifunzionale, una sala con 80 posti a sedere, la sede degli alpini e 3 uffici per persone della zona che erano rimaste senza niente, va bene, ma sono un po' gocce rispetto a quello che potremmo fare noi, perché come diceva il nostro Presidente nazionale, la burocrazia ci frena un po'. Con i soldi quello che dice anche il signor Franco di Udine, che parlava... Praticamente sì. Con i soldi in mano, con i progetti in mano è molto difficile realizzare delle opere. Premesso che è giusto controllare quello che va fatto e verificare, su questo ci siamo, non se ne può parlare, però insomma rispetto, vediamo, è vero che nel Friuli 76 c'erano altri tempi, altre modalità e tutto quanto. Tra l'altro era maggio, giusto? Maggio 76, il 6 maggio, quindi siamo proprio in anniversario, diciamo 43 così. anni fa. Là c'è stata una marcia diversa da parte di tutti, da parte delle amministrazioni, da parte dell'ANA in primis, da parte degli americani che ci hanno dato i soldi, da parte di tutto quello che si è costruito. Adesso incappiamo in una burocrazia enorme e questo rallenta, però comunque i nostri soldi vanno poi in opere. Va bene, non rimangono nel vago, non rimangono nell'astratto, l'ANA nazionale ogni anno fa il resoconto di tutto quello che c'è il libro verde, quello che viene tirato su, e
andiamo noi stessi di persona a vedere quello che è stato costruito. Guardate che immagini insomma, meravigliose, ecco. c'è proprio bacinelle, tutto quello che serve, cioè, non manca niente, cioè anche della cosa più, voglio dire, che può sembrare meno utile, più significante. Questa è la partenza dell'anno scorso, mi dice il collega Francesco. Io ho una telefonata e poi dopo parliamo anche l'anno prossimo, perché l'anno prossimo fate 100 anni dalla prima donata che si svolse sul Monte Ortigara. Dove ve ne andate l'anno prossimo a questo periodo? Al mare vanno, a Rimini. 049 49 06 054. Secondo me Lauretta, lei a Rimini forse ci va. Sì. Vero? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ci dica tutto. È un boccia lei? È un vecchio? Sì, 79 boccia. Più boccia che vecchio, dai. Eccoci qua, mi dica tutto. L'alpino, la Silea, Olivo. Alpino, vabbè, Olivo. Ci dica tutto, signor Olivo. Volevo salutare tutti gli alpini che sono là. E voglio dirti, sono nato sono già emozionato oggi per domenica. Sono nato anche in Argentina a sfilare. È una cosa commovente. È andato in Argentina a sfilare. Che anno era? Anno, pensa perché... Perché dice se boccia, sei emozionato? Un po' di tempo fa, allora, mettiamola così. 2007 dove 2007. Perona, c'era ancora Perona il presidente. Ho portato i ricordi di Treviso e di Silea, che io sono da Silea. La Silea, ok. E allora, quest'anno lei ci va domenica, quindi è pronto a partire? No, domenica perché tanti sono a lavorare, hai capito? Allora per dare spazio a tutti andiamo domenica di giornata, però sì. a Rimini andiamo 4 giorni. Mi ha fatto bene che a Rimini ci va 4 giorni, signor Olivo, fa benissimo. Allora, intanto complimenti, buona sfilata, donata, visto che lei ci va domenica. Sì. E allora, Sì, vedo l'ora che venga domenica perché sono già emozionato adesso. Tutti. E allora, con questa emozione noi la salutiamo e la ringraziamo. 049 49 06 054. Allora, domenica a Milano, vabbè, ma sotto la Madonnina, però, Madonnina, mia bella Madonnina. A Rimini l'anno prossimo, insomma, qui si passa dalla città, dalla Madonnina, poi si va a Rimini. E questa adunata, quest'anno 100 anni, l'anno prossimo 100 anni, cioè un lustro importante. Beh sì, ma la cosa bella... Sentito l'emozione del signore? Siamo un po' tutti emozionati, come diceva giustamente il Presidente della sezione di Venezia, che insomma, la donata per noi è un momento importante, ma non solo per l'associazione, ma credo anche appunto per tutta la nazione. Ma la cosa bella è questa, adunate degli alpini fatti a Catania, 11 a Catania, a Bari, bellissimo. Eppure sempre il calore della gente, anche nei luoghi dove magari uno pensa che gli alpini, perché ovviamente Bolzano, Belluno, i luoghi di montagna, Padova, Torino, ecco, quelli sono gli ambienti dove comunque il corpo degli alpini è uno zoccolo duro. Ma vedere il calore della gente che mi raccontavano a Catania, a Bari, cioè il calore veramente della gente, perché gli alpini, volenti o nolenti, insomma, abbiamo un po' portiamo avanti un po' una nostra immagine di questa bella patria che è l'Italia. Anche perché mi piace sottolineare una cosa, il termine patria ha le stesse radici di patrimonio. E gli alpini portano la patria come se fosse questo patrimonio di storia, di cultura, di tradizione, come se fosse lo zaino che portano sempre nelle loro spalle e lo portano avanti. Appunto cerchiamo di consegnare alle generazioni non tanto l'idea politica di patria, non tanto l'idea a volte ideologica, ma quest'idea di tradizioni, di un popolo che ha saputo affrontare anche i momenti più difficili, più duri. Citavamo i terremoti, insomma ogni disgrazia, penso anche al Vajont, delle mie terre, ogni volta che c'è una calamità la presenza degli alpini, della protezione civile degli alpini, ecco, che dà proprio questo senso di essere una patria, ma nel senso di una popolazione che ha delle radici ben salde, ecco, e che vuole consegnare. Dice quindi che i valori ci sono. I valori civili, oltre che religiosi anche, certo, ma prima di tutto i valori civili. Don Lauretta, siamo un po' più forse scettici sul fatto che l'Italia sia ancora ricca di valori, invece no, quando c'è da darsi, accettare, ci siamo ancora. Sì.
Sulla solidarietà credo che non siamo secondi a nessuno. Io ho questa visione qui. Insomma, certo. Quando in Italia ci sono le tragedie la popolazione si muove, la solidarietà c'è. Non siamo secondi a nessuno. Allora, Sebastiano Favero, presidente ANA, ha detto: chi non ha mai vissuto una donata la viva fino in fondo, ascolti i canti degli alpini che esprimono così la gioia e la felicità di stare insieme. In una società dominata dall'individualismo e da strumenti digitali che ci isolano, gli alpini rimangono agganciati al mondo reale. E ai giovani spero di far capire che le cose che fate con il cuore, la generosità e la capacità del saper dare senza chiedere stanno per sempre. Presidente, quali sono le parole migliori? Cosa dice? Ha detto tutto, ha detto tutto. Sono i valori che... Lei ha suoi figli e nipotini, cosa gli dice? I nipotini ancora non li ho, quando li avrò gli dirò ai figli, ho cercato di trasmettere tutte queste cose. Se il presidente all'ospedale appena nato col cappello, dell'imprinting, sa che c'era Cola De Lorenz che ce l'aveva con l'imprinting, no. No, sono perfettamente d'accordo su quello che ha detto, è una questione di cuore, è una questione di sentimenti, è una questione di essere una famiglia, perché se poi noi guardiamo le adunate come la riunione di tutte quante le nostre sezioni, dei nostri gruppi, no? La vita che noi facciamo nei nostri gruppi e nelle nostre sezioni è appunto questa. Noi stiamo vicini ai nostri vecchi, quelli che stanno male, quelli che hanno dei problemi, stiamo vicini a quelli che sono felici, quelli che sono infelici. Cerchiamo di dare una trasposizione familiare di un qualcosa di pubblico. Pensa, quella è una famiglia corale, no? Come quella che veniva descritta da alcuni scrittori, voglio dire, del sud, no? La coralità. E io devo chiudere, però Antonio Maritan, lei ha tanti... mensili che escono, uno abbiamo capito, Naia Scarpona, poi ce ne sono altri, se li mette anche a favore delle telecamere in qualche modo. Allora abbiamo prima di tutto l'Alpino, questo è l'ultimo numero dove si parla della radunata di Milano, dove si danno tutte le indicazioni per chi deve andare a Milano, quindi parcheggi, bus, sfilata, orari della sfilata, eccetera. È la Bibbia dell'Alpino. Poi abbiamo gli ultimi 2 numeri di Naia Scarpona, eccoli qua, va bene, che esce, come dicevo prima, ogni 4 mesi e che è il periodico della sezione di Padova, e quindi un periodico che con molta difficoltà però si cerca di mandarlo fuori ogni volta, è la cosa che aspettano di più gli alpini, diciamo, no? Fra l'altro vorrei dire che quando padre Poiana mette il suo articolo con gli auguri, va bene, uno degli articoli più letti è proprio il suo, quindi voglio dire. E poi abbiamo qualcosina che portiamo per le scuole. Abbiamo questo fascicolo, edito dalla nostra sezione, il tricolore italiano, dove c'è tutto sul tricolore, da come va esposto, il significato dei colori, tutto quanto, cioè, va bene. E poi abbiamo fatto per il centenario della Grande Guerra, che viene portato sempre nelle scuole, questo fascicolo, Fiori di Guerra, che non parla tanto della Grande Guerra, battaglie, eccetera, eccetera, ma parla dei soldati. La vita che hanno fatto i soldati, le trincee, la guerra sulla neve, le malattie, le divise, il rancio, tutte quante queste cose qua. Poi abbiamo anche un capitoletto dedicato alle donne, l'altra metà del cielo, va bene, dove appunto si parla di cosa hanno fatto le donne durante la Prima Guerra Mondiale, ed è un fascicolo che è molto apprezzato. Molto bello, diciamo poi così, anche una grafica semplice, con questi 2 tabelle stupendi. Certamente. E io vi devo salutare, stare qua ancora un po', perché secondo me anche a casa vi ascoltano, sono emozionati. Non posso però tornare a casa senza dire che anche chi deve dire, perché poi che anche la sezione di Venezia ha un giornale che ha un titolo molto azzeccato. Come si chiama? Quota Zero. Quota Zero, perché c'è stato... Beh, col Mose adesso dobbiamo un po' rivedere non so allora, io ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato, che ci guarderà in replica, spero tanti, perché l'emozione di oggi è stata bellissima, e l'appuntamento con ore 13 a domani. Io ringrazio davvero molto Don Federico Lauretta, cappellano della sezione ANA di Padova, ringrazio Francesco Munarini, presidente ANA di Venezia, e ringrazio davvero molto Antonio Maritan, direttore di Naia Scarpona di Padova, in questo abbiamo sentito, e noi torniamo domani e arrivederci, grazie davvero a tutti coloro che ci hanno telefonato, arrivederci.